Un nodo al fazzoletto, una promessa mantenuta. Il Tempio ossario di Bassano del Grappa riapre. Naturalmente un grazie va a tutte le persone che si sono spese per arrivare a questo importante risultato, che non è però un punto d'arrivo, è un punto di partenza, perché questa struttura deve rimanere aperta e non magari essere richiusa poi alla fine delle celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto. Il Tempio ossario, venite a vedere, è riaperto, noi però non entriamo, vi facciamo solo vedere l'ingresso, invitandovi a venire qui a Bassano a visitare questo luogo, un luogo della memoria che, assieme agli altri sacrari e a tutte le altre strutture che sono fra il Pasubio, il Monte Grappa e l'altopiano dei 7 comuni, rappresentano la memoria della Prima Guerra Mondiale, di quel che è successo. Qui ci sono oltre 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale, ci sono anche le spoglie di alcune persone che hanno perso la vita nel secondo conflitto, quindi è uno dei luoghi della memoria più importanti che ci sono in Veneto e come tale va gestito, curato e visitato. Fateci un salto, ne vale davvero la pena.